Fare una contrapposizione fra nord e sud oggi per mera speculazione politica la trovo irresponsabile e pericolosa, soprattutto per il meridione, perché qualcuno mi deve dimostrare in maniera incontrovertibile che negli ultimi 50 anni, con il sistema centralista che abbiamo avuto fino ad oggi, il divario fra nord e sud si è ridotto e che i parametri socio-economici del meridione sono migliorati. Il centralismo finora non ha consentito lo sviluppo del Sud. L'autonomia differenziata è una grande occasione di rinascita, anche e soprattutto per il Meridione. Con questa argomentazione l'assessore regionale Roberto Marcato replica il dossier contro l'autonomia veneta diffuso dai gruppi parlamentari del Movimento 5 Stelle proprio nelle ore in cui la bozza del provvedimento veniva discussa in Consiglio dei Ministri. Se qualcuno aveva un dossier così pregnante avrebbe dovuto dirlo a inizio discussione, non a firma del decreto. Prova a buttare acqua sul fuoco il presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti. Le richieste che abbiamo fatto sono all'interno della Costituzione, quindi né più né meno di quanto prevede la Carta fondamentale dei cittadini italiani, quindi mi auguro e spero che anche queste perplessità, questi nodi vengano sciolti. Nessuna secessione dei ricchi, insiste Ciambetti, ma solo la possibilità per i territori che lo richiedono di amministrare con responsabilità i servizi per i cittadini. Non c'è nulla di egoistico, non c'è nulla di travolgente se non fare le cose più efficaci e efficienti vicino al territorio. Per un movimento che ha sempre detto di voler rappresentare il cambiamento, chiosa Marcato, mettersi a far battaglie in difesa dello status quo sarebbe paradossale. Lo sapevamo, l'abbiamo sempre saputo, che in questo Paese le resistenze, le zavorre al cambiamento sono pesantissime. D'altronde noi aspettiamo riforme da 20 anni che non sono mai arrivate, quindi non è che questa che è una riforma epocale non avesse questo tipo di freno.